Questa cospirazione che coinvolge Brusaferro, il capo di gabinetto di Speranza, Tedros, io del coinvolgimento dell'OMS potevo certamente sospettarlo, ma non ne avevo certamente prova, non lo sapevo. Lei parla di cospirazione, non è una cosa da poco, no? Cioè, cosa vuol dire? Che quindi tutti sapevano di questo piano che avrebbe un po' smontato la narrativa che si faceva dell'Italia, la narrazione che si faceva dell'Italia grande prima ad affrontare il virus, insomma, quindi, e che aveva infastidito anche il ministro Speranza. Ma da queste chat sembra che abbia infastidito il ministero almeno, perché il ministro Speranza sì, sembra che sapesse, cioè dalle chat insomma non è proprio chiarissimo. Il motivo di questo, del fatto di essere infastiditi, francamente non mi è molto chiaro perché il rapporto dell'OMS era un rapporto narrativo che descriveva quello che è successo nella prima fase e chiaramente l'Italia, essendo la prima ad aver risposto al Covid, ci sono state delle criticità, ma ci sono anche state delle cose che hanno funzionato molto bene e che potevano essere da esempio dagli altri paesi. Quindi adesso viene visto come un rapporto e viene anche strumentalizzato come un rapporto critico nei confronti del governo, ma non era fatto così quando è uscito un anno fa. Io non ho mai ricevuto nessuna comunicazione relativamente a delle inesattezze del rapporto dell'OMS. Io sono venuto a conoscenza che ci fossero degli errori, ma appunto non saprei dire quali, soltanto 7 mesi dopo, quando è venuto fuori, diciamo, un po' il putiferio, e lì, dopo 7 mesi, hanno pensato di dire che c'erano degli errori. Beh, se ci fossero stati degli errori, si sarebbero ben potuti correggere subito, e rimetterlo online, quindi chiaramente questo non è il motivo del ritiro. Sui motivi effettivi del ritiro, io all'inizio pensavo che fosse dovuto a un conflitto di interessi di Ranieri Guerra per il discorso del piano pandemico e sicuramente questa è una delle origini, però alla luce delle chat che sono emerse dalla magistratura, direi che si sommano ben altri fattori. Credo che il piano pandemico su questa storia ormai c'entri davvero poco e anche i contenuti del rapporto fondamentalmente c'entrano poco. Penso che la questione qui sia proprio sul fatto che l'OMS non è in grado di uscire con un rapporto narrativo che non era neanche una valutazione della risposta, ma una narrazione della risposta Covid italiana, che sarebbe potuta essere utile ad altri, in maniera indipendente. Ecco, qui bisogna farsi delle domande. Alla luce di queste chat, l'OMS deve interrogarsi. Allora, quali sono le dinamiche che governano l'organizzazione? Certamente non quelle dell'indipendenza e della trasparenza.